Amici di WeSport, ben ritrovati, siamo alla seconda giornata del campionato Under 17 provinciale dal comunale di Villafranca. Siamo pronti a raccontarvi della sfida tra Villafranca, Messana e Gifra Milazzo. Da una parte la formazione di mister Errante che nel primo turno ha fatto 0-0 contro i Varietà del Gescal, dall'altra invece il Gifra Milazzo, sorpresa del primo turno di campionato, addirittura 10-1 contro il Salina Young. Andiamo a vedere i 22 che scenderanno in campo, grazie anche all'ausilio delle nostre grafiche. Noi però diamo un occhio attento alla formazione della Villafranca Messana, che schiera Basile, Messina, Rizzo, Palma, De Salvo, Amato, Ruggeri, Ammirata, Padanè, Gemellaro, Gugliandolo. Ingresso in campo delle due squadre insieme al direttore di gara, classica tenuta bianco-verde per la Villafranca Messana in rosso-blu. Gli avversari del Gifra Milazzo si può iniziare grazie all'ausilio delle immagini a cura di Samuele Zaccone, e il Gifra Milazzo che prova subito a spingere con la conclusione dalla distanza da parte di Bramante. Bravo Basile a metterci una pezza, e ancora la formazione di mister Calabro a provarci poco dopo la conclusione di Vitale, che si perde sul fondo. È un monologo del Gifra Milazzo in queste prime battute di gara. Il pallone viene scodellato al centro e ancora una volta Basile a metterci una pezza. Prima occasione dall'altra parte per la Villafranca Messana, calcio di punizione, Gemellaro fa 1-0, bellissima la giocata da parte del numero 10 della Villafranca Messana, lo scavetto che batte Trusiano, e il gol dell'1-0 della formazione di mister Errante. Alla prima occasione sono riusciti a sbloccare il match. Dall'altra parte calcio di punizione anche per la formazione di mister Calabro. Sul punto di battuta ci va Nicolò Bellinvia, il suo mancino però è alto sopra la traversa difesa da Basile. Meglio, come abbiamo detto, il Gifra Milazzo nelle prime battute di gara. Ora la Villafranca Messana trova con più facilità le occasioni offensive, il pallone rimane lì, si alza l'attaccante furbescamente, interviene Ruggeri e fa 2-0, è il gol del raddoppio della Villafranca Messana. In chiusura di prima frazione la formazione di mister Errante ha trovato il gol che potrebbe valere i 3 punti, mettendo praticamente in ghiaccio la partita. È stato Ruggeri molto furbescamente a inserirsi nell'azione, a trovare il gol del raddoppio. Finirà così il primo tempo con le immagini. Noi siamo già al film del secondo, ci si aspetta una reazione del Gifra Milazzo. Effettua 2 cambi mister Errante con l'ingresso in campo da parte di Andrei Ladella e di Domenico Villari. Calcio di punizione ancora per la Villafranca Messana, pallone alto sopra la traversa calciato da Fabrizio Ammirata. Si ripropone il Gifra Milazzo, l'occasione è da parte del proprio numero 13, bellissima la parata di Basile sul tentativo dalla distanza da parte di Daniel Lagalia. Ancora Gifra Milazzo, a tutti i costi cercano il gol che potrebbe riaprire il match. Qui la conclusione dalla distanza, ma ancora Basile bravo sul tentativo dai 25 metri di Angelo Mazzara. Solo Gifra in questo secondo tempo, la formazione di mister Calabro alle occasioni per provarci. Ancora una volta in 2 tempi si accartoccia Basile e nega la gioia del gol. Fino a questo momento prova superlativa dell'estremo difensore della Villafranca Messana, che effettua ancora un cambio. Entra sul terreno di gioco Santino Forestieri, classe 2003, sfiora il gol il Gifra Milazzo qui col neo entrato il numero 18 Federico Russo. Poi calcio d'angolo, interviene nell'azione e trova il gol che riapre il match il numero 6 Cristian Sterrantino. È stato il più lesto di tutti a intervenire sul primo palo, immobile, difesa della Villafranca Messana. E poi arriva la doccia fredda, sono 6 minuti di fuoco al comunale di Villafranca, arriva l'autogol infatti del giocatore della Villafranca Messana Rizzo. Di lì a poco arriverà anche il triplice fischio, una vittoria che sembrava alla portata della Villafranca Messana, in vantaggio per 2-0 nel primo tempo, finisce per 2-2. Un cordiale saluto amici della WeSport, alla prossima. Stavo vincendo 2-0, il primo tempo è andato molto bene, hanno fatto 2 occasioni, però noi ci siamo salvati e abbiamo fatto 2 gol, uno su punizione e l'altro con un'azione. Nel secondo tempo è stato quel che è stato, i primi 10 minuti hanno giocato, hanno finalizzato quello che dovevano fare nel primo tempo, hanno fatto molto bene loro in attacco, sono stati molto bravi, infatti hanno fatto 2 gol, con una rete magari ingiusto, ma è andata così.